L'ULSS 9 Scaligera ha presentato ai sindaci del distretto Ovest veronese il nuovo piano a sostegno della domiciliarità dei pazienti anziani. Arrivano dunque nuove risorse, nuove proposte per le persone non autosufficienti. Aiuto agli anziani, sostegno psicologico ai familiari, piccole prestazioni sanitarie, pasti a domicilio, assistenza domiciliare in orari festivi e serali. Unire territori periferici all'ULSS 9 mettendo a punto un sistema già in essere per migliorare l'assistenza a tutte quelle persone che, una volta uscite dagli ospedali, necessitano di cure direttamente a casa. Presentato da parte dell'ULSS 9 Scaligera ai sindaci del distretto Ovest veronese il progetto Domiciliarità 2.0, innovazioni nella gestione, cura e valorizzazione della persona anziana a domicilio. Progetto sostenuto anche dalla Fondazione Cari Verona. L'incontro alla Dogana Vecchia di Lazzise. Il progetto Domiciliarità 2.0, promosso dall'azienda ULSS 9 Scaligera, nasce dalla volontà di tutti i comuni dei distretti 4 e 3, Bussolengo e Legnago, di promuovere il sostegno a domicilio della persona anziana attraverso gli aiuti che già si danno all'anziano, tipo assistenza domiciliare sociale e infermieristica, ma anche sperimentando nuove forme di aiuto quali il custode sociale, le piccole manutenzioni a casa dell'anziano, i gruppi di mutuo aiuto e anche l'affido tra anziani coetanei. Diciamo subito che è il primo caso dove l'ULSS 9, appunto, che fa da grande madre a tutta Verona e provincia, mette insieme il distretto 3 e il distretto 4. Questo è il primo esempio, appunto, di collaborazione, di rete, di gioco di squadra, dove anche i comuni partecipano fattivamente grazie al contributo di Cari Verona, che ringraziamo sempre, ma partecipano direttamente con l'ULSS, dando appunto questo supporto alle persone anziane che sul territorio hanno sempre più bisogno, ma più che altro hanno bisogno di rimanere a casa, rimanere ai loro affetti, nella loro casa dove sono nati, dove sono vissuti, e quindi non strapparli dal loro territorio ma rimanere lì, dare l'assistenza a chi ha bisogno appunto di passare delle ore di serenità anche se anziano, e quindi diciamo che l'ULSS è veramente vicino alla gente, vicino al territorio, vicino ai cittadini e vicino alle fasce più deboli. Grazie al contributo riusciamo a fare tutto questo e riusciamo a fare un gioco di squadra e creare veramente una rete sul territorio dove c'è sempre più bisogno appunto di queste realtà.